Buonasera telespettatori di Antenna 3 e ben ritrovati alla nuova puntata di 20 e 10, oggi tutta dedicata alla cultura e al teatro, al fare teatro e a quello che è lo spettacolo che andrà in scena dall'8 giugno a Mogliano Veneto, i grandi del teatro che si ritrovano proprio nella Marca per uno spettacolo che andrà avanti per diverse settimane. Parliamo di questo, parliamo di teatro ai giovani insieme alle mie ospiti che ringrazio subito per essere qui con noi, per aver accettato il nostro invito, e sono Maria Cristina Bertacca dell'associazione IF Prana, grazie, buonasera, grazie per essere qui, grazie anche a Giovanna Cordova dell'associazione Tema Cultura. Entrambe hanno collaborato e lavorato per mettere insieme il cartellone di eventi appunto di questa manifestazione di cui parleremo tra pochissimo, però cerchiamo di conoscerle un po' meglio, cerchiamo di conoscere il loro lavoro che tutti i giorni fanno con il teatro, con i giovani nel teatro. Inizio da Giovanna Cordova perché leggendo la sua scheda mi ha incuriosito il fatto che lei è un avvocato, ha lavorato per anni nei tribunali e poi all'improvviso è scoppiato l'amore, o c'è sempre stato l'amore per il teatro? L'amore per il teatro c'è sempre stato a un certo punto, con una caratteristica che è proprio, se posso permettermi, più che altro delle donne piuttosto che degli uomini, c'è questa possibilità e questa forza di fare qualche cosa di diverso, quindi fare una seconda vita. Quindi a un certo punto della mia vita io ho lasciato la mia professione di penalista e mi sono dedicata al teatro facendo formazione con i ragazzi, e quindi sono partita da una ristrettissima cerchia di ragazzi, una ventina circa, per arrivare adesso a quasi 200 iscritti all'associazione, quindi in 15 anni di lavoro sul territorio. Che il fatto di fare l'avvocato e il fatto di fare teatro siano due cose diverse è senz'altro vero, però esistono dei punti secondo me di incontro importanti. Il rapporto umano che necessariamente un avvocato deve avere con un cliente, e soprattutto la capacità d'ascolto, che è fondamentale. È fondamentale sia per insegnare, per fare teatro, sia per capire chi sia davanti nel momento in cui, per esempio, si deve interrogare un testimone in udienza e fino a quanto si può andare avanti. Quindi sono, secondo me, da un punto di vista, diciamo, umano e da sotto questo profilo, due professioni che non sono assolutamente incompatibili. No, esatto. Dopodiché l'avvocato trombone o quelle cose lì le lasciamo perdere, però è un'abitudine ad ascoltare l'altro che è importante. Tagliando con il passato è nata questa avventura con il teatro. Da 15 anni lavoriamo sul territorio con Tema Cultura e lavoriamo con bambini e ragazzi, incominciando dai 6 anni fino ad arrivare agli under 100, come dico io, perché il teatro non conosce età, non conosce barriere. Non conosce barriere, e anche gli adulti, perché no, si impegnano e trovano nel teatro un modo per poter lavorare su se stessi, per poter divertirsi, per poter creare dei gruppi con delle note particolari. Negli ultimi tempi questo momento di crisi che stiamo passando ha visto, per mia esperienza, un grandissimo incremento di iscrizioni di uomini, mentre una volta era quasi unicamente un qualche cosa che facevano le signore o comunque le donne. Adesso invece molto probabilmente io ho poi iscritti uomini che non donne, che non signore, e quindi c'è una voglia di fare un qualche cosa per sé, e il teatro effettivamente offre l'occasione per lavorare su se stessi e per dedicare uno spazio alla propria crescita personale. Per conoscere l'associazione IF Prana bisogna uscire dai confini veneti. È un'associazione che si occupa anche lei di teatro
con i giovani, anche voi. Ecco, ci racconti un po' in sintesi l'IFPRANA di che cosa si occupa e come è nata? Sì. Allora, IFPRANA viene dalla Toscana, si sentirà anche dall'accento, e noi lavoriamo per lo più in Versilia, Viareggio, Pietrasanta, Camaiore, siamo sulla costa. E, appunto la nostra è una compagnia teatrale che si occupa sia di produzione di spettacoli, dall'anno scorso siamo anche una compagnia riconosciuta dalla Regione Toscana proprio per la produzione di spettacoli che girano un po' in tutta Italia, e in più appunto abbiamo cercato di, da quando è nata l'associazione, che è nata alla fine del 2011, quindi è relativamente giovane, certo. E appunto abbiamo cominciato a fare sul nostro territorio un bel po' di attività anche di formazione sia come laboratori nelle scuole con i ragazzi, con gli adulti, e anche proprio di formazione del pubblico, per cui ci è capitato in più di un'occasione di organizzare e promuovere le stagioni teatrali comunali appunto dei comuni su cui operiamo, e per noi è sempre stato importante anche quell'aspetto formativo di educazione, chiamiamo così, del pubblico, facendo incontri di preparazione alla visione prima degli spettacoli, oppure anche workshop magari anche più pratici, laboratori, chiamando artisti insomma da tutta Italia, così da dare una maggior consapevolezza, se vogliamo dirla così, una maggior consapevolezza degli strumenti anche critici e di lettura degli spettacoli al pubblico che abbiamo sempre avuto. E per noi è sempre stato importante cercare di raggiungere il più possibile i giovani, perché ci siamo accorti che c'è bisogno di giovani a teatro, sia appunto perché danno una freschezza diversa anche nel momento in cui programmiamo la stagione, e sia perché insomma c'è bisogno di avere una freschezza in più anche nella produzione degli spettacoli e una diffusione della cultura anche tra di loro. E queste due associazioni si sono incontrate, nonostante siano geograficamente lontane, per organizzare appunto questo evento, questa seconda edizione di Theatre in Action, che, eccola qua, la locandina, dall'8 giugno sarà alla Filanda Motta di Mogliano, con 9 eventi che hanno un comune denominatore. Vedevo nella nota, lei parla di un viaggio. Prima si diceva, prima di iniziare la trasmissione, il teatro è sempre in movimento, chi fa teatro è in movimento, e quindi anche questa rassegna è un viaggio nelle sue tante forme, che possono essere legate all'attualità, come il viaggio che fanno i migranti, ma è anche un viaggio magari che i giovani fanno per ritrovare e ritrovarsi. Certo, il teatro è azione, quindi coniugare l'azione col teatro è, come dire, la cosa più logica e più giusta. In questo caso la rassegna, proprio nel sottotitolo, è camminare, correre, incontrarsi, quindi è proprio azione, giocare, perdersi, andare oltre. In fondo siamo tutti per strada, questo è il senso in sintesi del filo conduttore di tutti gli spettacoli che saranno, che sono inseriti nel Festival della Filanda 2017. Perché? Perché credo che mai come in questo momento il viaggio abbia assunto un significato epocale, che non è solamente il viaggio dei migranti, ma è in fondo il viaggio di una intera generazione di giovani che sta cercando, come dire, una casa o dove andare. È però il viaggio anche di ognuno di noi, perché ognuno di noi è in viaggio nell'amore, è in viaggio nel lavoro, è in viaggio nelle più disparate esperienze di vita. E quindi anche con se stessi si è in viaggio, perché non si finisce esatto, mai di scoprire degli non altri. si finisce mai di scoprire, esatto. E quindi è su questo che noi volevamo appuntare l'attenzione del festival, dell'edizione appunto 2017. La nostra idea, ecco, quello che noi volevamo, cioè il mood, diciamo, dell'atmosfera è un'atmosfera che
che sarà sempre molto conviviale. Tant'è che tutti gli eventi saranno preceduti da un aperitivo, un happy hour come si suol dire adesso, dove si potrà bere un bicchiere di prosecco, mangiare, che ne so, la patatina, il tramezzino e incontrarsi con l'artista. Quindi conoscere l'artista che poi si esibirà in scena in una situazione totalmente diversa, dove sicuramente si potrà parlare di teatro, ma si potrà parlare anche d'altro, perché secondo me il fatto di vedere l'artista come su un piedistallo, sopra un palco, lontano, invece l'artista è una persona che è come tutti noi in viaggio, anzi è la persona che è in viaggio per definizione e per eccellenza, e quindi abbiamo appunto trovato questo modo molto conviviale, molto semplice, in una cornice straordinaria che è quella della Filanda Motta, in cui ognuno si siederà dove vorrà, ci saranno delle sedie, ma le sedie possono essere spostate, c'è questo grandissimo patio dove appunto si beve l'aperitivo, si chiacchiera, ci si incontra, si ascolterà della musica e poi c'è lo spettacolo. Ma quello che noi vogliamo privilegiare e che è stato, credo, la linea vincente del festival dell'anno scorso, che ha avuto un enorme successo, è stato proprio questo modo inconsueto di incontrare il teatro, per cui non c'è vi preghiamo, chiuso, sipario, non esiste niente, esiste un gruppo di persone che si incontra, beve qualcosa assieme, parla e poi va a vedere uno spettacolo, e quindi è questo che noi vogliamo fare, quindi con grande leggerezza, perché non è vero che per parlare di cose serie bisogna essere necessariamente noiosi e politicamente corretti. Noi siamo estremamente politicamente scorretti e quindi facciamo tutto quello che non si troverà mai in un teatro o riferito ad una produzione di teatro. È un modo nuovo, insomma, Maria Cristina Bertacca, per proporre il teatro, pure uscendo dagli schemi, e quindi non necessariamente rivolto a degli addetti ai lavori, ma aperto a tutti, anche a chi si approccia magari al teatro per la prima volta ed è incuriosito da questa rassegna. E quindi cosa vi ha portato a scegliere poi questi nomi, che sono anche nomi importanti del teatro? In che modo avete fatto questo calendario, questo programma? Sì, per noi è importante già dall'anno scorso, ma quest'anno ancora di più, il fatto di non essere mai autoreferenziali e quindi non presentare una programmazione che fosse per soli addetti ai lavori, ma che fosse veramente variegata e quindi potesse rivolgersi non soltanto agli operatori più esperti e quindi a un occhio più attento al teatro, ma anche a un pubblico vasto di ogni generazione e di ogni estrazione, diciamo così. E quindi insomma noi principalmente con Giovanna ci siamo sempre confrontate, perché lei in primis è sul territorio e quindi più di me senz'altro conosce il territorio, e in più entrambe comunque giriamo per i teatri tutto l'anno, e per cui nel momento in cui abbiamo scelto il tema del viaggio abbiamo stilato una sorta di elenco di tutta una serie di spettacoli che potevano riguardare il tema del viaggio, il viaggio appunto dei migranti, il viaggio in senso stretto, ma anche il viaggio, chiamiamolo onirico, oppure il viaggio per eccellenza, il trip. Apriamo la rassegna appunto l'8 giugno con Stasera sono in vena, che di e con Oscar De Summa, che porta in scena un suo periodo in cui lui è stato tossicodipendente, e quindi anche il viaggio nel senso di trip appunto. E alla fine è venuto fuori un cartellone che secondo noi si rivolge veramente a un pubblico molto vasto. Ci sono i nomi più famosi, come può essere quello di Deborah Caprioglio, Ivana Monti, ai nomi di teatro più contemporaneo come Oscar De Summa, oppure il Teatro Bresci che porta uno spettacolo sulle aree Alpi, drammaturgia di Stefano Massini, regia di Giorgio Sangati, che sono gli artisti del Piccolo di Milano. Quindi c'è la realtà che entra prepotentemente sul palcoscenico. Più giovanissime compagnie di teatro anche
chiamiamolo locale, del territorio, come sono ex Vuoto Teatro, oppure la compagnia BAM, che sono tutti ragazzi giovanissimi, alcuni sono veneti tra l'altro e alcuni invece vengono da Roma, o ancora il Teatro per Ragazzi, che in quel caso è curato dalla Stanza, che è la compagnia stabile di Tema Cultura e che riporta a una riscrittura dell'Odissea. Quindi insomma abbiamo cercato di presentare veramente una programmazione a 360 gradi, come si suol dire. Ci saranno anche 2 prime della rassegna, ce le vuole anticipare, sì, senza svelare troppo naturalmente? 2 prime, una è presentata da questa compagnia di Roma che si chiama BAM, sono tutti giovanissimi attori romani e veneti che presentano una sorta di giallo demenziale. È qualcosa di forte, ovvero l'uomo che schiacciava gli orologi. È una prima, quindi come dire, non sappiamo esattamente quale sarà il prodotto finito, ma dalla lettura del testo e da quello che abbiamo potuto capire è, come posso dire, un giallo alla Brugnel, al fascino discreto della borghesia, dove accanto al palcoscenico c'è questa stanza che, come si chiama? Quella cosa che fanno nel Grande Fratello, dove dicono... Il confessionale. Bravissima. C'è una sorta di confessionale che è un gabinetto, dove i vari personaggi si confessano e spiegano al pubblico, seduti su un gabinetto, per quale ragione hanno fatto determinate scelte nella loro vita teatrale. Quindi è una cosa molto particolare, è molto divertente e riesce a coniugare, a nostro modo di vedere, in maniera molto efficace, questa leggera satira su un modo di porsi della società borghese contemporanea, con l'aspetto appunto dell'intreccio e a volte anche molto divertente e molto spiritoso in cui sono coinvolti i protagonisti. E questo è il primo spettacolo che presentiamo in anteprima. Il secondo è questo il Telemind. Telemind, che è una compagnia di giovanissimi che ha fatto un'operazione, a mio modo di vedere, molto efficace, e cioè parla del viaggio per eccellenza, che è l'Odissea. Quindi se noi parliamo di viaggio, il primo. Ulisse è lo stereotipo certo. del viaggiatore. Però in questo caso non parlano di Ulisse, ma parlano dell'Odissea vista dal punto di vista di Telemaco. E Telemaco non è altro che un adolescente, che era un adolescente nel V secolo a.C. ed è un adolescente adesso, che fa un suo viaggio di maturazione alla fine della fiera per diventare grande, no? Il primo libro dell'Odissea è il viaggio di Telemaco e Telemaco da adolescente diventa grande e quindi nella ricerca del padre, nel caso di Telemind, e quindi affrontando dal ciclope alle sirene a tutte le avventure e le vicende che hanno coinvolto il padre, Telemaco diventa un uomo. A noi è piaciuto, primo perché, come avrà notato, le anteprime sono riservate ai giovani. Certo. E questo secondo me è una cosa che abbiamo voluto, cioè molto probabilmente a noi, da un punto di vista, vogliamo dire, volgarmente commerciale, avrebbe fatto più agio presentare delle anteprime di compagnie affermate. Però, avendo la possibilità di dare lo spazio a dei giovani, secondo me è obbligatorio farlo, perché sempre più fatica fanno le giovani compagnie e i giovani artisti ad affermarsi. E quindi ci sembrava giusto lasciare a loro la possibilità di poter presentare il loro lavoro accanto a grandissimi professionisti ormai affermati a livello nazionale ed internazionale. E quindi è stata una cosa voluta questa che abbiamo fatto. Giovani che fanno teatro per i giovani che li guardano. Per i giovani che li guardano e che, come dire, si mettono in gioco rischiando, perché è chiaro che non lo fanno vedere ai familiari,
si mettono in un gioco in un festival in cui ci sarà un pubblico che sarà pronto ad applaudire, ma sempre, come sempre succede, anche a criticare. E c'è bisogno di giovani che si mettono in gioco per cose belle come il teatro. Ci fermiamo pochi minuti di pubblicità e poi torniamo per parlare ancora di questa rassegna in scena a Mogliano. A tra poco. Bentornati con 20 e 10, stiamo parlando di teatro, di cultura, stiamo parlando dell'evento che sarà in scena dall'8 giugno fino a fine luglio a Mogliano. È un evento che sta pian piano prendendo forma e svelandoci dei lati nuovi del teatro, che sicuramente attirerà anche chi non è mai stato in un teatro vero e proprio. E chi vuole provare l'ebbrezza di salire su un palco, su un palcoscenico, potrà farlo grazie al workshop aperto, insomma, anche a chi non è mai stato effettivamente su un palcoscenico di teatro. In che cosa consiste? Sì, allora, come l'anno scorso, anche quest'anno proponiamo una serie di workshop. Ce ne saranno due, diciamo, più tradizionali, che quindi avranno un inizio e una fine durante una giornata. Uno sarà curato appunto dalla compagnia BAM, di cui avevamo già parlato precedentemente, e avrà un carattere più fisico, diciamo così, attoriale. L'altro workshop invece sarà curato da Samuele Boncompagni, che porterà in scena poi lo spettacolo Biciclettede, e sarà invece un workshop incentrato più sulla scrittura drammaturgica e sulla narrazione, perché lui è un narratore, o come li chiamano adesso, narratore. E poi ci sarà questo workshop un po' più particolare, che è curato da due professionisti diplomati entrambi al Piccolo di Milano, che hanno fatto nascere questo progetto Italian Selfie, che è nato con un carattere, diciamo, giornalistico. È nato prima come un blog che ha cominciato a studiare i vari territori italiani, e quindi con selfie non si intende soltanto il selfie vero e proprio della fotografia dell'autoscatto, ma anche proprio selfie nel senso di studio e analisi dei vari territori, dei dialetti, delle culture, delle tradizioni. E adesso questo progetto si aprirà e diventerà un vero e proprio spettacolo. Questi due artisti ci hanno chiesto di poter venire in residenza da noi, e tra l'altro per noi è la prima esperienza di residenza, e siamo anzi molto felici perché appunto nel panorama teatrale, soprattutto quello della sperimentazione del teatro contemporaneo, è sempre più difficile per le compagnie trovare uno spazio dove poter sperimentare, dove avere una sala prove dalla mattina alla sera. Spieghiamo cosa vuol dire avere la residenza, perché noi siamo abituati alla residenza che ci dà il comune quando ci trasferiamo da una casa all'altra. Teatralmente parlando, che cosa significa? Sì, teatralmente parlando appunto è dare la possibilità degli artisti di avere uno spazio in cui avere una sala attrezzata dalla mattina alla sera in cui poter sperimentare. Nel caso nostro offriamo anche vitto e alloggio. Quindi una vera residenza. Quindi è proprio una residenza. E quindi ci saranno 2 giorni, diciamo, di workshop tradizionale curato da questi due artisti, che sono Irene Serini e Nicola Alberto Rofino, tra l'altro una del nord e uno del sud. Di nuovo questo viaggio geografico che si ripete, che ritorna. E appunto ci sarà questo workshop che partirà proprio dai selfie che i partecipanti produrranno. E poi da questo workshop partirà questa residenza, alla quale potranno partecipare anche i partecipanti al workshop, che saranno letteralmente coinvolti, attivamente coinvolti nello spettacolo che poi debutterà il 25 luglio. E saranno coinvolti in varie forme: chi potrà salire in scena, chi magari potrà occuparsi di un aspetto più tecnico, chi delle musiche, insomma, a seconda ovviamente delle competenze, delle capacità, degli interessi, e quindi ci sarà anche questa possibilità di vivere anche questa residenza artistica in modo più creativo. E quindi magari scoprire di avere una vena artistica nascosta. Tutti quanti possono fare teatro? Tutti quanti possono fare teatro.
Bisogna assolutamente essere sì. Magari uno dice sono timido, non mi metterei mai su un palcoscenico di fronte a tutti. Sì, però la cosa che noi non capiamo è che noi abbiamo delle possibilità espressive straordinarie, ognuno di noi, che non usiamo perché non ci serve usare. Nel momento in cui però facciamo un percorso che ci abitua a capire quelle che sono le nostre potenzialità, queste cose vengono fuori, perché ci sono. E quindi è veramente tutti possono fare teatro. Dopodiché, se uno, cioè, fare teatro per provare, per provarsi, una cosa diversa è poi il fatto di diventare un attore professionista, certo, perché è chiaro, lì è completamente diverso. Però il teatro è una cosa che è dentro ognuno di noi, perché è semplicemente un modo di esprimersi. È un modo di esprimersi con il fisico, con la voce, con il movimento, appunto, con quello che noi siamo, e dare un pezzo di noi agli altri. E tutto sta a aiutare quello che noi, quando facciamo formazione, sia tema cultura che IFIPRANA, con gli allievi, di tirare fuori. È un'attività maieutica che noi in fondo facciamo, no? Far scoprire ad una persona che ha delle potenzialità che non sapeva di avere. E questo succede sempre, su questo proprio succede sempre. Io tante volte faccio un video all'inizio e alla fine e uno dice: ma sono la stessa persona? Sì, sei la stessa persona. Siete un po' degli psicologi, riuscite a tirar fuori quell'io nascosto che uno magari nega di avere? Siamo tra gli psicologi e i manovali, che è anche molto importante, cioè, perché c'è anche un fatto proprio fisico e di lavoro che si deve fare sulle persone. Quindi sì, una via di mezzo. È bello l'aspetto dei giovani, prima si parlava, insomma, l'età è aperta a tutte le età, molti uomini, però in un momento come questo, in cui appunto i ragazzi viaggiano alla ricerca di un qualcosa che spesse volte si fatica a trovare, quanto il teatro può essere un punto di riferimento, un luogo di ritrovo, un luogo di amicizia, un luogo anche per appunto scoprire di avere quel qualcosa in più che magari chiusi in casa o davanti ad un computer, ad un videogioco non si riuscirebbe mai a trovare. Voi lo scoprite nei ragazzi che arrivano da voi? Beh sì, insomma, cioè per noi è importante sia nel lavoro di formazione che appunto nel presentare una programmazione come quella che abbiamo presentato l'anno scorso e anche quest'anno. Per noi è importante proprio far sì che il teatro torni un po' alle origini e quindi torni ad essere mezzo e strumento di aggregazione, anche di aggregazione sociale, di incontro per i ragazzi, non solo nel momento in cui vengono a vedere degli spettacoli che comunque spesso li possono riguardare anche da vicino a livello tematico, ma anche proprio un momento di incontro vero e proprio, visto a maggior ragione in un periodo come quello di adesso, che è veramente tutto mediato dalla tecnologia. Cioè il massimo contatto che spesso hanno i giovani adesso è tramite cellulare, tramite social network, e quindi si è persa completamente il vis-à-vis, diciamo così, umano, e ancora di più si è perso il contatto, ma il contatto fisico anche, che invece con il teatro fortunatamente si ritrova, perché spesso anche noi in Toscana, facendo i laboratori, ci siamo accorti di quanto siano disabituati al contatto fisico, al contatto umano, alle relazioni, al confronto, cosa che con il teatro è inevitabile. È necessario, non si può scappare, quindi anche la persona più timida, anche la persona più reticente all'inizio, poi dopo si lascia andare, si lascia prendere e quindi riesce a ritrovare anche delle cose che quasi non pensava esistessero più, fossero scomparse. E anche per noi è stato tante volte una bella vittoria vedere delle persone che sono entrate ai nostri laboratori in un modo e poi sono cambiate totalmente anche fuori, nella relazione con gli altri, nel magari prendere un aperitivo con un amico e nell'avere una relazione più umana, più fisica, più diretta. E insomma, con il teatro tutti questi piccoli miracoli succedono. Sì, anche la persona che magari nel gruppo può essere quella un po' presa di mira, che c'è quasi sempre, magari con il teatro può veramente ribaltare
completamente la situazione e diventare quasi il regista e il boss della scena. È una buona prova, insomma, per tutti noi. Mancano pochi minuti alla chiusura, però prima mi faceva notare nel grande calendario di eventi anche un appuntamento con la musica, con una curiosità legata a quelli che noi chiamiamo tamburi, ma che poi in realtà in Africa hanno un altro significato. Ce ne parli? È giovedì 22, noi giovedì 22 presentiamo 2 spettacoli, uno spettacolo di una compagnia veneta che è l'ex Vuoto Teatro, che si chiama Storie Migranti, è una compagnia che lavora in maniera molto seria, molto bella, a mio modo di vedere. Lo spettacolo vedrà in scena Andrea Dellai, diretto da Tommaso Franchin, con l'intervento di uno straordinario musicista che è Mustapha Dembélé. A seguire lo schifo e quindi la storia Ilaria Alpi, come aveva ricordato prima Maria Cristina, testo di Massini e regia di Sangati. Questo straordinario musicista, che si è esibito nelle più grandi orchestre sinfoniche del mondo, suona quello che noi volgarmente e in maniera molto ignorante chiamiamo tamburi africani. Parlando e vedendo appunto un po' il suo profilo, ci siamo resi conto che noi stiamo dicendo delle follie, perché innanzitutto quelli che noi appunto volgarmente chiamiamo tamburi, ognuno ha un nome, ognuno ha un significato e c'è una ragione specifica e non tutti possono suonare quei tamburi, quindi c'è un fatto storico, ancestrale dietro a quella musica e quindi ci piaceva dare spazio proprio a questo musicista durante l'aperitivo con l'artista, perché potesse spiegare a tutti il significato delle percussioni e della musica africana, perché noi ci riempiamo la bocca in questo momento di migranti, di africani, però io credo che il modo migliore per amare queste persone sia quello di conoscere la loro cultura. Ora, questo musicista aprirà ovviamente una parentesi piccola per quel che noi possiamo fare su un pezzo di cultura musicale africana, che nello spettacolo ovviamente interverrà sulla parte recitata da Andrea Dellai. Siamo in chiusura, dunque vi ricordo l'appuntamento dall'8 giugno al 28 luglio alla Filanda Motta con Theatre in Action, un modo nuovo per scoprire il teatro attraverso grandi nomi, giovani artisti e soprattutto la voglia di stare insieme, di mettersi in gioco sul palcoscenico di un teatro. Ringrazio tantissimo Giovanna Cordova e Maria Cristina Bertacca per essere stati qui con noi, per averci aperto un mondo nuovo sul teatro. Grazie a voi per averci seguito, buona serata a tutti su Antenna 3.